Buongiorno cari amici. Ci siamo sorbiti noi il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia lo rifacciamo, via. Oh. Eccoci qua, finalmente è partito il conto alla rovescia, l'avevamo fatto partire senza andare in linea e invece questa sera ci siamo riusciti. L'abbiamo fatta. Siamo qui in due. Che ore sono? Precisione perché ho l'orologio nuovo che mi ha appena regalato. Una copia di una 7, copia di una... È un tarocco copiato, però non è che ci frega. La Ma qual è il problema? Allora si usa. È bello. Beh, comunque sono le 7:01 e siamo in diretta mondiale con i nostri amici. Saluto la Luisa, la Maria Gesualdo. Buonasera, ciao Maria. La Luisa fa già una bella domanda e potremmo rispondergli perché certo. c'è tutto. Poi salutiamo. Buonasera Pierluca. Pierluca, ciao, ci siamo. Il nostro Pierluca è una sicurezza, una garanzia. Allora vuol dire che la live andrà bene. Anche Maria, sono amici da tempo. Esatto, quindi ci sopportano da tempo, ci vogliono bene. Ci sopportano e supportano. Bene, cari amici. Allora, riprendiamo un po' il discorso. Allora, il De Carmine Veneziano hanno fatto un ebook, no? Ti ricordi che l'abbiamo fatto? Questo ebook qua? Sì, abbiamo fatto questo ebook e racconta un po' di questo ebook. Allora, questo ebook che è uscito da poco più di un mese raccoglie i circuiti che divulghiamo per la prima volta, sono circuiti prevalentemente di natura ermetico-cabalistica, esoterici, ma che vanno a lavorare in tante direzioni. Tra l'altro il Marietto nel suo canale YouTube ha già divulgato quasi tutti i video, forse anche di più ormai, e qualcosina, diciamo che manca ancora 4-5 circuiti che abbiamo usato. Okay. E ad esempio questo non ho fatto proprio delle spiegazioni ancora, sono in privato a chi mi ha contattato, sì. Però degli altri diciamo che più o meno ho spiegato in grandi linee, perché dei circuiti si può sempre utilizzare in vari modi, no? Esatto. Però diciamo che in linea di massima ho dato molto. Esatto, quindi questi circuiti sono già disponibili per il download gratuito, potete andare sul nostro sito www.ilcapitano.intervista.org e attraverso, vedete, questa è la home page, nel momento in cui andrete a scrivere l'indirizzo che vi ho appena detto, vi ho appena comunicato e che comunque trovate sotto nel canale YouTube. Sotto la diretta, quindi tra le specifiche e le informazioni del video c'è il link per andare poi direttamente sul sito. Qui nel sito, come dicevo, trovate molto materiale, tra cui questo ebook, tutto materiale gratuito che potete scaricare. Usato con grande profitto dal Decano Marietto Veneziano nel corso degli anni. È dal 2015 che il sito è online. Siamo in pista dal 2015. Esatto, che divulga questi materiali in forma gratuita. E riusciamo a camminare ancora con le nostre gambe, quindi cosa vuol dire questo? Che funziona, perché se no non ci sarebbe già occupato. Esatto, ci sarebbero venuti a cercare, anche se forse qualche radioestetista. Sì, tu quello che tagli i peli, radioestetista. Scusa, perché volevo dire qualche radionico, ma poi il radionico suonava male, quindi mi sono impappinata da sola. Diciamo che altri magari ci sarebbero anche venuti a cercare. Ma sono fermato a metà strada. Poi non solo free, ma anche pagamento. Questo bellissimo sigillo di Mosè anno 7-8.000 a.C. Ricordiamo che Mosè non era solo un profeta e un mago, ma era anche un militare e un cabalista, e quindi era un generale, quindi le cose le sapeva, e visto che
è inutile nascondersi dietro un dito, noi sappiamo che ormai la guerra è alle porte, dopo l'Ucraina inizieranno con altri stati e poi chiaramente daranno una spennellata anche l'Italia. E quindi abbiamo promosso questi sigilli per la protezione delle case e quant'altro. Poi abbiamo da tempo invece promosso e spinto il nostro albero sefirottico cabalistico. Giusto, Ildi, vuoi parlare qualcosa, dire qualcosina? È un ciondolo che per noi è molto importante, sia a livello simbolico, così per com'è, proprio perché raffigura l'equilibrio dei mondi spirituali, quale contributo verso il mondo materiale, quindi l'equilibrio delle polarità, l'equilibrio materiale e spirituale, ed è di grande contributo anche a livello energetico come talismano. Sì. Ma al di là di questo è lavorato con moltissimi programmi radionici e con la carica di frequenze di tipo radiestesico per la difesa, la protezione a molti livelli, quindi a 9 livelli di difesa, da quelli più sottili a quelli più fisici, per il suo fortunato possessore, a programmi di riequilibrio per il rilascio emozionale, per il riequilibrio dei corpi sottili, dell'aura, dei meridiani, quindi abbiamo la carica magnetica, insomma l'abbiamo caricato veramente con tutto l'armamentario che serve per affrontare le prove, le sfide del quotidiano, per vivere comunque in armonia, per allontanare persone che non sono benefiche nella nostra vita, insomma c'è molto lavoro dietro. Nel condominio, da quando siamo arrivati, non c'è più nessuno. E ci tocca pagare le spese condominiali. No, a parte scherzi a parte. Poi abbiamo fatto anche, ci siamo adoperati per promuovere anche i sigilli di Salomone, che insomma sono un ottimo contributo in termini di riequilibrio, riallineamento anche della personalità. Scusa, c'è Bergoglio al telefono? Sì. No? No, risponde. No, è la signora del lunedì pomeriggio. Ah, è la signora del lunedì che si è persa. Ma allora, ritorniamo su di noi, poi vi ricordiamo anche la radionica. La radionica, noi venerdì sera... la radiestesia, la radionica abbiamo detto che abbiamo divulgato, raccolto e distribuito in forma gratuita tantissimi circuiti. Vi ricordo che comunque se avete esigenze personali, particolari, che non rientrano nei circuiti che per quanto efficaci sono comunque generici, quindi se avete delle necessità personali potete rivolgervi a noi per individuare quello che è il circuito più adatto che vi verrà realizzato, quindi su commissione e su misura. Esatto. Quindi a livello radionico questo è il potenziale che insomma possiamo offrire, esatto. Ma a livello radiestesico, quindi per quello che è la radiestesia attiva, non solo le indagini, quindi la modalità passiva di analisi, risposta che può essere fatta tramite il consulto, tramite indagini radiestesiche, ma anche le procedure di radiestesia attiva, quindi la rimodulazione delle frequenze, l'alterazione dei campi energetici che dal negativo vengono trasmutati, riequilibrati e ricollocati o reindirizzati su indici più positivi e favorevoli. Questo per permettervi uno sblocco, per permettervi armonia anche in certe situazioni che possono essersi appesantite dalle reciproche convinzioni, quindi pensieri personali, pensieri delle altre persone sulle situazioni o su di noi, le nostre convinzioni più profonde che possono essere di natura negativa, eventuale presenza di interferenze occulte che possono essere lavori o maledizioni, malocchi, tutte quelle cose che qua e là possiamo aver raccolto noi, il nostro albero genealogico, eccetera, che in qualche modo o maniera interferiscono nella nostra vita e quindi attraverso questi riequilibri possiamo andare a neutralizzare tutta una serie di problematiche visibili e invisibili, ma tramite ovviamente le energie sottili, le frequenze, eccetera, e quindi riallineare o reindirizzare la vostra vita su diciamo così, un percorso più positivo.
Bene, allora. Scusate che ore sono perché ha tirato il pippone lungo, però il pippone della perché attenzione, l'ultimo, quello che ci tengo tanto, anche dei riti, la ritualistica. La ritualistica, certo. E qui vi voglio, e qui vai pure avanti. Ilja. Allora prendetevi un cordiale qua mia, per tenervi su. No, scherzi a parte. Ovviamente tra le tante cose che possiamo mettere al vostro servizio o comunque che possiamo applicare e utilizzare per sbloccare, promuovere, rilanciare, ma anche propiziare nei vari ambiti della vostra vita, c'è la tradizione cabalistica ermetica, quindi l'applicazione della ritualistica, delle più alte magie cerimoniali. Quindi se sentite o pensate che questo può essere l'approccio più adatto a voi o desiderate che qualcuno si occupi di voi sotto il profilo ritualistico, potete contattarci per un consulto professionale che vi ricordo avere un costo di 20 euro, la durata di 45 minuti per studiare l'approccio più adatto alla situazione che vi sta a cuore. Vi ricordo che le situazioni che viviamo e che sperimentiamo sono spesso la sommatoria di più convergenze, quindi magari una situazione difficile, oltre che causata da incomprensioni con l'altro, mettiamo una situazione sentimentale per esempio, ma può anche essere causata da interferenze di altre persone, da situazioni che si complicano magari anche a livello economico, che non permettono magari la realizzazione di progetti eccetera. Quindi si studia il caso, si studia a livello astrologico planetario qual è la forza più adatta a risolvere o quantomeno sbloccare la situazione. Se in realtà sono più le circostanze diciamo complesse o che si mescolano in modo difficile nella situazione, ovviamente si pianifica un intervento combinato. Quindi è chiaro che ogni situazione poi è valutata a sé stante, e quindi ha bisogno di uno studio suo. Non credete nei rituali uno per tutti, tutti per uno, perché è impossibile. Non è un Valturno, è impossibile. Ecco, allora, bene, dopo questo pippone galattico possiamo pure iniziare con la prima domanda e vediamo. Stancati, quindi accetteranno. Scherzo, vediamo ragazzi. Un po' la nostra Luisa Luisa, 29 maggio, no, dice poi 10 maggio 77. Nel frattempo è ringiovanita o invecchiata? No, è invecchiata di qualche giorno. Sì. Salutiamo anche il nostro Maurizio Moscato. Ciao Maurizio, grazie. Buonasera Maurizio. Grazie Maurizio, eccoci qua. Bene, adesso la nostra Luisa del 77 mi contatterà Lorenzo, 16 gennaio 90, se sì, quando le sue intenzioni. Allora, vediamo che intenzioni ha, se intende chiamarla si vedrà. Va bene? Va bene, allora vediamo un po' se le intenzioni di Lorenzo nei confronti di Luisa. Va bene, vediamo un po' il nostro, come si chiama? Lorenzo magnifico. Lorenzo. Vediamo un po' Lori cosa fa, cosa combina il nostro Lori. Allora, Ilde, dimmi un po' come la vedi tu. Allora, le intenzioni di Lorenzo nei confronti di Luisa partono da un'amicizia. Si vede il bambino che vuole far nascere un'amicizia. Da cui poi chissà cosa può venire fuori, quindi può sbocciare di tutto da questa amicizia. E lo vediamo cosa sboccia. Vediamo un po' cosa sboccia. Vediamo un po' cosa sboccia. Vediamo se sono rose, fioriranno. Vediamo un po'. Però, Lorenzo. Cara Luisa, vediamo un po'. Dillo tu perché. Allora, Luisa, intanto ti chiedo una cosa, ma tu hai figli? Sei stata sposata? Esatto, Luisa, dobbiamo avere più informazioni. Noi? Allora. Aspetta, mi sono sbagliata.
Ma quando? Forse la data? Sì, l'abbiamo visto. No, Sì, no, sì. no, Allora, Luisa, per favore, io vorrei capire una cosa. Qui nella linea del passato compare la donna maritata, quindi esatto. è da capire se è un riferimento a te o un'eventuale fidanzata di lui, perché è probabile che il riferimento in realtà sia a te. Quale motivo, visto che stiamo guardando le intenzioni di lui verso di te, quale motivo di sue perplessità? Ok? Io no, sono singolo e lui credo sia impegnato. Ok, allora qui se tu sei singolo e non hai neanche figli, questa carta allora si riferisce alla sua fidanzata, alla persona che lui ha accanto e che probabilmente un pelino lo controlla. Ma secondo te non potrebbe essere anche la mamma? La mamma di lui? E perché vedi, c'è una mamma che spia di nascosto il figlio. Potrebbe essere anche questa variante. Sì, se lui ancora la vive ancora a mamma. casa, se non ha una sua Vediamo un po'. indipendenza. Sì, potrebbe anche Potrebbe essere. essere una donna più grande che lo spia, magari con dei figli. Per questo volevo capire se era... Ma se era lei donna. non ha figli. Ma tu considera una cosa, che la Dimmi. domanda in questo caso è le intenzioni di Lorenzo verso di lei. Però, vabbè, è vero, Quindi- però a meno che lui non sia, capisci, lui non ha figli, e quindi questa donna Esatto, qua... magari si immaginava nel passato che anche. lei fosse impegnata con figli, eccetera. Sì. Oppure può indicare che comunque cerca di Attenzione, vincolarsi. perché la Luisa ci dà delle informazioni preziose. La fidanzata è più grande. Ok. E Ok. qui casca. Ok, allora, cosa succede comunque? Che devo dire che ci ha messo un po' di tempo a... Carburare? Sì, perché il mercante comunque non ci fidiamo troppissimo È un po' perché duretto di braccetto, il braccetto corto. può essere anche un pelino infingardo per ottenere i suoi... Scusami, la traduzione Google... Di infingardo? Sì, o Alexa. Un po' bugiardo. Un po' bugiardo. Stavo Un po'... dicendo, scusate, per chi come me non sa cosa vuol dire infingardo, voleva dire imbugiata la Madonna. Sì, magari di quelli che studiano se ne vale la pena oppure no, perché comunque... C'è un tornaconto. C'è un tornaconto. Cioè, diciamo quindi che il passato è pragmatico. è stato un po' titubante. Quindi non aveva un'idea ben chiara. Al taglio abbiamo visto che intanto gli andava bene cominciare con un'amicizia. Poi bisogna capire che cosa ti ha lasciato intendere, perché comunque sì. il mercante potrebbe anche dire che si è giocato, furbetto, vedi che lei lo dice un furbetto. Allora adesso diciamo che nel presente denaro, quindi ha delle... Secondo me lui ha visto qualcosa in lei che potrebbe essere una via di mezzo fra abbastanza interessante, però attenzione, si farà sentire, lei chiede, con messaggero è vedovo, non lo so. Non si farà sentire troppo forte, butterà l'esca. Secondo me butterà l'esca, l'amo. O ci sta pensando e non sa se ha alternative, quindi se dovesse farlo penserà che non aveva scampo, oppure lo fa ma se ne pente. Pensi che sia in trappola? No, la trappola viene dopo. Qui sembra che lui lo fa, ma poi se ne pente. Quindi non so quanto sia convinto di farlo. Già si vede qua che riflette, ci pensa su se gli conviene oppure no, come buttarla giù, con quale pretesto. Quindi diciamo che... Però la situazione c'è, solo che col sto vedovo io non è che ti posso dire che sono fuoco e fiamme sotto. Sì, ma non è bello. Io direi che secondo me ha sentito il profumo di interesse, di un'occasione, sì, però dopo sembra che questa occasione qui un pochettino... Sì, poi sai, sembra che non abbia il coraggio delle sue azioni. Sì. Sai, il sacerdote può essere anche che viene beccato subito, quindi... cioè in prigione? Il sacerdote anche quando veniamo scoperti, quindi magari può essere che lui è così bravo che si fa beccare al primo messaggio dalla fidanzata. Dalla fidanzata, beh sì, perché qui
vedi una linea presente piuttosto ruvida, diciamo. Sì, diciamo che questo è la carta dove è chiaro che vorrebbe non averlo fatto. Esatto. Sembra il tipo che vuole lanciare il sasso e nascondere la mano. Anche perché E effettivamente guarda un po', tenta colpo fortunato. ha delle ripercussioni dopo, lo vedi, E che poi si ferma. Esatto, poi questa è la linea presente. Adesso andiamo nella linea del futuro e qui vediamo che un po' di freddura, un po' di frenata, un colpo che se lo becca la fidanzata con la padella allo stelle. È molto probabile che è proprio quello che succederà. Secondo me, allora, la domanda è, ma lui che intenzione ha? Beh, che voglia fare il colpo gobbo? Sì. Che però venga preso? Sì, quindi è un furbetto con le gambe corte, un nano che salta sulle spalle del gigante. Esatto, si vede che non ha molta esperienza o lei è più scaffata di lui, quindi diciamo che sì. non la vedo andare tanto avanti come cosa, anche perché se comunque comunicherà con te, a meno che questo non riguardi grosse discussioni che avrà con l'altra parte, lo farà comunque di nascosto. La carta del militare sono cose tenute lo terrà nascosto. E poi ma eventualmente tante chiacchiere, quindi sì, è un chiacchierone. Alla fine magari si slancia pure, sembrerà dirne di tutto e di più, però quando ci pensa poi tu lo vedrai andare via. Poi vede il largo. Quindi diciamo che è un fuoco di paglia. Ha intenzione di farti perdere tempo, sì, Luisa. Guarda Luisa, non investire tempo su questo soggetto perché ha bisogno di un biberon, dici? Dai. È un po' troppo baby? È un po' tutto fumo niente rosso? No, poi magari se la fidanzata che ha è già più grande, lui pensa di essere un po', come dire, più maturo di quello che è poi in realtà. Sì, ma non... Guarda, dicono che se le gambe cammina questo neanche fa un passo. Già. Niente Luisa. Niente Luisa. Allora. Bene, vediamo il prossimo. Diciamo che una domanda te l'abbiamo già risposta. Se vuoi ti aspettiamo in consulto privato. 20 euro, 45 minuti. Bene, andiamo avanti con il prossimo. Vediamo un po' la prossima domanda. Salutiamo il Pierluca che ci ha già salutato. Certo, ma vediamo se c'è qualche altra domanda. Marisa. Ma alla Marisa abbiamo già risposto tante volte. Sì, anche lei sa dove trovarci. Sì. Linda. Beh, vediamo anche le altre, se c'è qualcuno. Mattia, Carlo. Lo conosci il Carlo? Mai sentito, quindi potrebbe essere interessante. Dai, via, rispondere Carlo, a una persona. Rispondiamo al Carlo. Carlo, così ci facciamo conoscere anche da te. Vediamo. Allora, cosa mi riserva il futuro sul fronte lavoro e amore? Dovrei iniziare a settembre un nuovo lavoro, ho problemi con la mia ragazza. Beh, qua mi sa che un attimino dovrai... Secondo me punta più sulla ragazza. Perché dovrai darci, come dire, un'opzione, perché è una domanda un po' troppo... Ne rispondiamo a una, quindi... Allora, Carlo, vuoi il lavoro o la ragazza? Esatto, mentre ci dici su quale delle due ci dobbiamo orientare, andiamo a rispondere a qualcun altro. Mm-hmm. Beh, Linda ci ha già detto che c'è. Quindi... Ma Linda abbiamo già risposto? No, fammi vedere la domanda, perché abbiamo risposto a Luisa adesso e Linda che chiede se cambierà lavoro. Io sinceramente non me la ricordo. Mettiamola... Non rispondete alla mia? Beh, non è che stiamo andando in ordine, stiamo rispondendo. No, non le abbiamo mai risposto. Ok, allora gli rispondiamo, così impari. Così impari. Ti rispondiamo così impari. Oh, beh, sì, gli facciamo capire noi chi comanda. Allora, noi intanto non abbiamo peli sulla lingua. No? Come si chiamava il ragazzo di prima? Se lui si prepara... Carlo, Lorenzo, il Carlo. No, Lorenzo... lasciano le sue gabule. No, il Carlo ci farà sapere se c'è, in quale delle due domande preferisce avere risposta. Linda, cambierà lavoro 8 maggio 72. Vediamo un po' se... Allora, lavoro, ok. Carlo dopo lavoro. Allora, la Linda vuole sapere se cambierà lavoro. Benissimo. Voilà, vediamo cosa ci dicono. Da 8 maggio del 72. Dopo ma la mascherina non la metti? Io? No, io voglio le distanze sociali. Vedi che con loro io la tengo su. Ah, certo. Allora, dopo la quarta dose, cari miei.
Ho già il volo prenotato per Israele per la quinta. Allora, secondo te è una risposta alla mascherina? Sto sì, no. scherzando. Allora, Linda, qua Allora. la cosa è, io non sono pessimista, anzi sono un tipo molto, non diciamo ottimista, però insomma Possibilista. Qui c'è un possibilista. problemino. Qui c'è qualcosina di pesante, vedi, gelosia e disgrazia non sono carte Se leggerine. vuoi scappare da un lavoro sottopagato oppure c'è in incombente qualche perdita economica. Sono due carte pesanti. Sono due carte pesanti che insomma fanno un po' tremare le gambette. Esatto, quindi vediamo un po'. Vediamo un po'. Andiamo un po', andiamo in dettaglio. Vediamo un po' se lo cambia. L'esito fa tirare un sospiro di sollievo. Sì. Vai avanti, dilli tu che mi fa un po' paura. Beh, guarda, la cabbiospirina, allora, la linea del passato, cara Linda, effettivamente ci spiega una situazione difficile anche a livello contrattuale, come se ci fossero delle situazioni impegnative. Sì, la possibilità che infatti guarda, ci dice che non ne può più, infatti non ne può più, Linda, si vede, Madonna. infatti qua vedi giudice, questo che ti guarda, che tu che sei là come se fosse un... Ma hai fatto forse qualche vertenza? C'è qualche carta bollata che vola? Perché qui la situazione lei lavora è in molto call pesante. center da 22 anni. Dov'è che in call center non ne puoi più? Ci credo. Insomma, sì, le comunicazioni, il messaggero ci sta, insomma, non ci sono sviluppi professionali, quindi vedo che qua c'è molto rimpianto, già nella linea del passato. Ora però ti devo dire anche un'altra cosa, che al presente non ti vedo cambiare lavoro, c'è la carta della prigione, quindi non arrivano nemmeno aiuti in questo momento, come se la situazione fosse un pelino bloccata. Sicuramente è bloccata magari verso, cioè se vai a cercare qualcosa tanto per, è normale che qualcosa si trova, ma nella direzione auspicata per ora anche gli aiuti che potrebbero in questo momento o non ci sono in vacanza o non sono in grado di estendere il loro braccio e darti una mano. Quindi, però sai perché ti ho detto se ti accontenti di qualcosa c'è, perché le carte comunque amore giovane fanciulla, qualche cosa così a tempo, nel breve tempo o comunque senza grandi pretese per il futuro, qualcosa potrebbe anche muoversi, ok? Ma qualcosina, Qualcosina. Quello che vedo è che ci sono molte possibilità nell'arco del prossimo mese e mezzo, massimo 2. Hai visto che c'era la carta bollata? Brava Hilde. Anche io l'ho visto. Certo. Allora, bravo anche Marietto. Allora, qui si capisce che ti darai molto da fare con colloqui, ci sarà un grande via vai di notizie, chiamate, quindi ora no, ma un mese e mezzo, massimo 2, comincia a muoversi veramente tanta roba, quindi ancora però non si vede nulla di che, nel senso che c'è grande movimento, ma fondamentalmente le cose che sembrano più alla tua portata in realtà ti fanno poi sospirare, quindi ci saranno ritardi, chiamate di conferma che non arrivano, quindi non la vedo proprio una cosa subito, però ci sarà un movimento nell'arco del prossimo periodo. Ma eccolo qui il trasferimento. Viaggio, gran consolazione domestico artista. Allora qui potrebbe indicare cosa? Quindi intanto il cambiamento di lavoro, ok? Il cambiamento che finalmente va nella direzione che tu desideri, potrebbe indicare l'affiancamento o comunque partire un po' da un ruolo magari basso, tipo segretaria o qualcosa, non è che sia basso fare la segretaria, però è come se fosse un percorso che ha possibilità di crescita, probabilmente
dovrai riprendere gli studi, o è affiancato a un consulente, un avvocato, un dottore, qualcuno che abbia bisogno di un collaboratore. Io Ok? però non sono pessimista, però sì, questa è una traiettoria, però vedi, qui c'è grande speranza, però il soggetto che è l'artista indica anche che molto probabilmente il datore di lavoro magari potrebbe essere uno che a livello finanziario non sa molto gestire bene la cosa, è un po' un farfallone e quindi qui tu speri nel cambiamento in qualcosa di importante, no? Quindi ci sono una forchetta di due possibilità. O imbrocchi, come dice la nostra Hilde, questa possibilità, oppure devi stare attento perché questa è la terza carta più fortunata del mazzo e quindi è importante. Però vedi, ci sono queste due carte in finale che sì, tu speri in qualcosa sicuramente di positivo, ma stai attenta che quando esce questa carta devi stare attento al datore di lavoro, perché se qui l'hai vinta, io qui non metterei la mano sul fuoco del mio vicino, ma del mio vicino di casa, perché potrebbe essere anche che magari qui i sogni ci sono, no? Però qua stai attenta, perché qui sei già delusa, potrebbe essere due strade, quindi facci sapere, no? Facci sapere perché comunque il cambiamento ci no, sarà. il cambiamento c'è, è anche bello importante e ti faranno sognare molto, no? Promesse molto, però stai attenta perché questo è caro, perché il domestico è anche un po' furbetto, un po' viscidello, un po' sissignore, ma poi dopo questo l'artista, a me quando è uscito l'artista in molte occasioni era che il datore di lavoro non riusciva bene a gestire le finanze e quindi pagava in ritardo, insomma tutte quelle cose alla fine. Via. Ok. È un'altra possibilità. Ci sono queste due conclusioni del film. O un harmony o un horror, dipende un po' Vabbè, da come. non erano proprio così nefaste. No, Allora, vediamo dai. un po', abbiamo detto Carlo. No. Abbiamo dei saluti dal Salento. Da Salento ci salutano la nostra Tiziana, divertiti, Ciao, abbronzati. No, Allora, e la nostra Linda ci ringrazia. Bene, vediamo un po' il Carlo. eccolo là. Dov'è il nostro È un po' più Carlo? Un po' più su, un po' più in giù. giù. Oh, eccolo qua. Eccolo qua, il nostro Carlo che vuol sapere sul lavoro. 8 novembre 71. Bella data, eh? Cosa mi riserva il futuro sul fronte del Del lavoro? lavoro. Abbiamo detto, ok, guardiamo un po'. Attenzione perché dovrebbe iniziare a settembre un nuovo lavoro e ho problemi con la mia. Sì, vediamo allora cosa gli riserva. Ok, Carlo, attenti stretto, sediti. Abbiamo lo zoo che è venuto a reclamarci, qui c'è abbiamo il Achille, nostro c'è Ercole, tra un po' arriveranno i russi, che un altro po'. Dai, vediamo un po' il nostro Carlo come si difende sul lavoro. Allora, le comunicazioni ci sono, è anche importante, deve aver avuto una raffica di communication da tutti i lati. Sì, conferme, quindi chiamate, non lo so, oppure la notizia di quest'inizio, perché comunque si profila un percorso, vediamo un po'. Vai. Certo, diciamo che è un po' distratto. Distratto. Non me l'aspettavo, c'è stato un balzo quantico. Ok, balzo quantico, vediamo un po' sul lavoro per il Carlo. Allora. Pensieroso adesso. Il problema è che ha la testa proprio da un'altra parte. Sì. È già un po'. No, Carlo, bisogna dirlo tutto, sei un uomo fortunato. Esatto. Però da lontano stanno arrivando preoccupazioni, ritardi. Comunque il cambiamento c'è, vedi nel prossimo periodo e ci sono anche delle belle aspettative. Le aspettative ci sono sempre, poi Carlo se ci segue sicuramente. Sì, ma io non vedo cose tanto brutte, no. Ci sono delle cose per cui si troveranno dei compromessi, degli accordi, certo magari ti faranno un po' lavorare anche oltre quello che era stato magari pattuito, perché comunque sembra che insomma lavorerai
a tutto tondo, a tutto campo, però ecco, non ci sono anche Ma io non vedo temporaloni, esatto, sì, certo, sì. non è facile quei tempi che corrono, però L'unica dai. cosa che continua a venire, non so se è perché lo hai scritto nella domanda o comunque la tua testa è là, è che continui a pensare a questa ex, a questa ragazza. Qua si vede che lei proprio ti ha tolto un po' la serenità, qui che ancora la tua testa è distante e nell'esito, diciamo, Aspetta, che non è c'è? un ex, ha problemi con la sua ragazza. Ma qua in futuro è una ex, caro mio. Ah, volevo dire, ma Eh, Topolotto, stacchi dici eh, già cosa succederà? scusa, ma qua si vede che in un colpo gli abbiamo risposto due e si vede qua che il Vabbè, lavoro perché, va bene, è per fortuna è una distrazione, però che sì. la testa va da un'altra parte. Carlo, attenzione perché la ex mi sa Mi che sa fa che entro l'anno la ex, cioè la fidanzata attuale diventerà, sì, sì. se è possibile, a meno che non ti causerà preoccupazione e pensiero una collega più grande di te, ma Potrebbe anche essere il caso, sì. però vedi anche qua, quello vedo Cioè andare si vede che via. sei da un'altra parte con la testa, per ora. Oh, lei è da un'altra parte con la Mm, testa, mm, sì. mm. Beh, comunque il lavoro c'è, no? Non Sì, sì, sarà no, il quello che lavoro pensavi, ci sarà qualche cosina da limare, però tutto sicuramente sommato. dovrai dare dimostrazione di abilità, vedi che c'è il dottore Donali Servizio, quindi sarai chiamato a destra, a sinistra a fare un sacco di cose. Però il lavoro ci Buono sarà. però perché sarà una distrazione. Sì, esatto, sarà una distrazione. Ok, beh, io penso che abbiamo risposto ai nostri amici e li ringraziamo di essere stati qui. Quando è che è la tua prossima Sibilla? Allora, la mia diretta ora sarà martedì alle 21:15, sempre su questi canali. Ti ha tolto la serenità? Si vede. Si Mi vede, si dispiace, vede. È caro. nostro duro, è nostro duro. Ah, ma anche lei stamattina non vi dico cosa mi ha tolto. Non lo dico. Cosa ti ho tolto? Non vi dico cosa mi ha combinato. Perché siamo, no, no, sono fatti nostri. siamo in orario protetto? Sì. Non lo dico. Me ne ha combinata una grossa, Ah, poi dava la colpa mia. grassissima, enorme. Ma anche io, Ragazzi. Carlo, prendo la melatonina per dormire. Ok, Povero. bene, cari amici, detto questo, se volete un consulto o 20 20 euro, euro 45 45 minuti su minuti, appuntamento, quindi contattateci tramite WhatsApp o Telegram prima si paga e poi si ha e poi si riceve l'appuntamento, l'orario no? e il giorno, Esatto, si quindi mi decide raccomando, quando, niente perdite di il tempo, non le tempo. facciamo perdere a voi, non le vogliamo perdere noi, mi Poi altre raccomando, cose, il vi prossimo vogliamo appuntamento. bene, martedì 21:15. Grazie cari amici.